La navetta Crew Dragon di SpaceX, partita ieri da Cape Canaveral, si è agganciata con successo alla Stazione Spaziale Internazionale. La manovra è stata conclusa a circa 400 km di altezza sopra l'Asia centrale. A bordo della Crew Dragon ci sono 2 astronauti statunitensi. In questo momento sono in corso i controlli, li vediamo con le immagini in diretta, che intorno alle 18:45 ora italiana permetteranno all'equipaggio di aprire il portellone e di entrare nel laboratorio orbitante. La missione è considerata l'inizio dell'era dello spazio commerciale. Si tratta della prima volta che una compagnia privata porta degli astronauti in orbita. Queste dunque le immagini in diretta che ci arrivano dallo spazio, immagini della NASA per il controllo dopo che la navetta si è agganciata alla Stazione Spaziale Internazionale. Ed ora all'economia, il presidente di